Sos carabinieri della compagnia de Carbonia che isperdi un traffico di cocaina intra Sardegna e Olanda, cassando una greffa criminale ammaniata da esardoso emigraoso proprio in Olanda pro vendere e commerciare droga. Belle 100 carabinieri della compagnia de Carbonia, Nugoro, Lanusè, Casteddu, che in si squadrone li portau cassadore de Sardegna ne eseguì usese ordinanze di custodia cautelare pediasa da esa direzione distrettuale antimafia de Casteddu. Sos arrestau su un Massimo Varris, che in 26 anni de Casteddu, mere di un circolo privato considerato a base desorganizzazione, Alexander Kapitonov, 24 anni, pugili russu che andava a tappedire sordeppidoso, Giovanni Piero Falconi, 48 anni de Vonne, Luca Tegas, 29 anni de Lanusè, custo su una sor domiciliarese, Obricu de dimora in Bezzes pro Giacomo Pirodi, 22 anni de Tortoli e Vincenzo Piras, 42 anni de Utta, uno este latitante. Questa spessone su una accusata de assozia a delinquere pro traffico nazionale e internazionale de droga. Desoperazione chi tancat un'indagine che è andata dennanti da una paia anno sondata a Vedao in una conferenza prosimprenta su capitano Lucia Adilio, comandante della compagnia de Carbonia. Sos carabinieri hanno accertato che sa greffe in belle 2 anni hat importato in Sardegna belle 40 kg de cocaina da Isolanda. Su una riborda ai totuso zastra, vini prude chimbichentos o vinza sindicos e amministratore locale pro manifestare risulta su Consiglio regionale per dire che siano garantio sos servizios sanitarios a sos cittadinos. Sa tancada de su reparto de ortopedia pro mancanza de personale medico di fatti si considerato l'ultimo passo cara a si smantellamento desa sanidade in Ozastra. Su sindico della Nusè Davide Burchi, presidente della conferenza socio-sanitaria, sottolineò che in totus os repartos o batto una mancanza cronica de personale est in pericolo per il centro trasfusionale. Sa situazione non si può deprurvaiulare, esorduttore son costrintos a facere per i 20 nottese. Sossinnico spedini a Mario Nieddo, assessore regionale a Sasanidade, che ha convocato una mesa apposita per sardiesi invenientes e chi si decidini de che vocare SATS de tornare a Sasasl, custas a depen essere 8, cacussa o zastrinas a numero battu funziona avata menzusu, desarde Tattari e Casteddu e risparmiavana. A parare su fianco a sos sindicos o bindaia meda de cittadinos, de operadores de sanidade, che cada die piccano a pare che in sa spelear di un territorio malassortao pro sos trasportos, che costringono i maladios operadores a facer viaggio longos e difficiles, mescamente in iberru. Sa presenza della Sardegna in su Parlamento europeo este a filupende non dipende da esos isseperos o desos sardos como, ma da esa volontà de politica de su segretario de su PD Nicola Zingaretti che dia pode spedire a Pietro Bartolo, eletto in sa circoscrizione Sardegna-Sicilia e candidato per in cussa insulare della sare supposta Andrea Soddu e separande de rappresentare proprio l'Italia insulare. Si dia tessergai su sindico de Nugor Andrea Soddu, candidato indipendente in sa lista de su PD di attandare a Strasburgo. A essere insomma tessi collegio della Sicilia chi ha più di 15 milioni di abitanti prosa Sardegna non de chiudu finza sin su 2014 chi resissia a eleggere 3 parlamentari. Questa volta ha contato meda astensionismo però e standau a bottare pezzi su 36% de sardos facendo arrivare la Sardegna ultima in Italia pro numero de votantes e sino andano a bottare so sardos pro eleggere so rappresentanti di soro non si può pretendere chi lo vacana so sicilianos o chi de rappresentantes in Bezzes dan elettu 8 e dunque a sincrar de las elezioni europee sa politica sarda è stabilizzata de no aere una voce in Strasburgo chi va cata proposta o assuman così a Tabardia e tutele tesor diritto de so sardos pompiando esa campagna elettorale questa volta è stata a belle cubada vatta che in so scontristos che costrintos che va a vedere che in so cittadinos che il fa che scomprendere che oramai sor destinos economicos e sociali de sos populos si decidini finzas e mescamente in su Parlamento europeo.
In un tempo de peleas economicas, mescamente prosas aziendas prurmannas e sas impresas individuales, unu compartu este in salude. E scussu de sa sociedade sardas a responsabilidade limitata che in sos 3 annos de su 2020 che a su 2017 han avidu crescende sos addettos de su 4,1% e su fatturau de su 15,1%. Sos datos los at elaboraus Osservatoriu de sos bilancios de sas SRL de sa Fondazione Nazionale de sos Commercialistas, analizzando le attività de più de 60 mizza SRL italianas. A livello provinciale, in Sardegna, sa provincia che escreschia di Prus e sei Casteddu, che in su 15,1% in Prusu, si che in Aristanisi, Tattari, Sud Sardegna, pezzi sa provincia in Ugora registrau un sinzu in negativo, che in una minimada des 1%. Prosu chi per tocca su fatturau, Aristanis atti spantau prosa creschi da Suseichi e mesu procenti in Prusu, si che in Ugoro, Casteddu e Tattari, pezzi su Sud Sardegna registrau su 0,8% in mancu. Nova de importu vinzas pro su valore in annanta, che in Sardegna sinzata su 4,8% in Prusu, che in Aristanisi, che vieta una crescita de su 42,8%. Sos settores che hanno avuto plus crescita de sos atteros sono sos trasportos, su commerciu, sos servizios professionales, finanziarios e assicurativos. Su conto de Pinocchio e sos personaggios inventados da sa fantasia de Collodi, prova che scomprendere che in unu conti spassiosu, a sospizzino de sas iscolas primarias, commente funzionat unu dibattimento civile e sottolineare che su tribunale ste su locu ubi una sociedade avanzada isorbe sosprettos. Custu unu de sos obiettivos de su progetto Cultura e Legalidade ideau da Monica Murru, direttora de Iscola Forense de Nugoro, che ha promoviu paris a s'ordine de sos abocaus a rappresentazione teatrale Pinocchio contro il gatto e la volpe, pignoramento presso terzi. Una rappresentazione in s'ambito di suo progetto Favole in tribunale, che una paia norfa che tat impreau su conto de Capuccetto Rosso pro rappresentare commente funzionata su processo penale. In più de sos attori de sa compagnia Teatro Tia, su palco ammaniau in un'aula de su tribunale de Nugoros un arziaus peri zuzzes, abbocaus, notaios e bancarios, due carabinieri de su comando provinciale, che hanno interpretau ai sormattessi. Custa sa trama, Pinocchio e Geppetto, paris a si chef Ferruccio Borghesi hanno zittà in giudizio a Sagatto e a Sumariane accusaus de aver manicau senza pacare in sosteria de su Gambero Rosso, un procedimento civile mero e sincaru che accabata che in sa sentenzia. Su progetto ponete parisi allegria e veridade giuridica, prova che scomprendere a pizzinnos e mannos o commente funzionata sa giustizia civile in Italia.